Terza sconfitta consecutiva per il Marsala 1912 che nelle ultime 5 giornate di campionato ha conquistato solo 2 punti. Una rete dopo 7 minuti di gioco di Mondino, brava ad approfittare di un'incertezza di Mazzeo sul lungo rinvio del proprio portiere, è stata sufficiente all'oratorio San Ciro Giorgio per conquistare 3 punti fondamentali in chiave playoff. Nonostante le numerose occasioni costruite, 2 legni colpiti e tanta abnegazione, Genesi e compagni non sono riusciti a tornare a casa con i punti necessari per poter centrare la matematica salvezza con 3 giornate d'anticipo. Buon avvio del Marsala che dopo 180 secondi si rende subito pericoloso in area avversaria sugli sviluppi di un calcio di punizione, Giardina crossa e dopo una serie di batti e ribatti la palla carambola nella zona presidiata da Russo che da buona posizione calcia alto sulla traversa. Al 7° minuto, come detto, la rete da 3 punti di Mondino. Sul lunghissimo rilancio di Simone, Mazzeo sbaglia la scelta di tempo per intervenire sulla sfera, favorendo il controllo dell'estroso numero 10 biancorosso che controlla bene, salta prima Genesio, poi Giardina e con un perfetto tiragiro trafigge Faraone. Immediata la replica del Marsala che sempre con Russo ha una buona chance per pareggiare. Il signor Alessio Marino di Acireale lascia giocare per il vantaggio nonostante gli interventi regolari su Mangiaracina prima e Lettieri dopo, ma il numero 13 azzurro ancora una volta non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. 2 minuti dopo ci prova 5 mani di testa, la conclusione però si spegne alta sulla traversa. Al 20° si rivede il Marineo in avanti, buono il controllo in aria di Barbera che però si coordina malissimo per la conclusione. Ancora Mondino in mostra con una bella iniziativa che libera Tripiano sulla fascia, quest'ultimo salta il diretto concorrente e invece di chiudere il triangolo con il compagno mette nel mezzo, bravo Faraone ad intervenire. Al 28° bella azione sull'asse Giardina-Lettieri-Trifilò, la conclusione di quest'ultimo però si spegne sul fondo. 1 minuto dopo Lettieri si mette in proprio e invece di cercare il passaggio filtrante calcia dal limite trovando la schiena di un avversario. Al 35° ancora l'oratorio San Ciro Giorgio pericolosissimo con il solito Mondino. Quest'ultimo ben servito da Barbera calcia con il destro, Faraone si rifugia in corner. Prima del duplice fischio da segnalare un calcio di punizione di Gino Giardina fuori di poco alla destra della porta difesa da Simone e una bella iniziativa di Mangiaracina che controlla bene ma fa un dribbling di troppo in aria e viene chiuso. La ripresa inizia con i locali timidamente in avanti, Capitan Maggio ci prova direttamente su calcio di punizione ma la conclusione termina al lato. Al 62° Di Peri va via, converge verso il centro e mette nel mezzo un velenosissimo traversone, si salva la difesa azzurra. 1 minuto dopo Mangiaracina si inserisce bene in aria ma la sua conclusione a volo termina tra le braccia del portiere avversario. Al 69° Marsala vicinissimo al gol del pari e forse l'azione migliore costruita dalla formazione dei bruculeri. Giardina batte velocemente una punizione mettendo in movimento Mazzeo, immediato il cross e perfetta conclusione volante di Lettieri che si infrange sul palo interno e attraversa lo specchio della porta. Sul proseguo dell'azione bravo Mangiaracina a recuperare, servire ancora Mazzeo che mette nuovamente nel mezzo, perfetto inserimento in stile basket in terzo tempo di Trifilò ma il colpo di testa termina fuori. Timidissima reazione del Marineo che si concretizza con una debole conclusione di Barbera neutralizzata facilmente da Faraone. Il Marsala pigia sull'acceleratore e ci prova in ordine con Mangiaracina direttamente su punizione. La conclusione del numero 11 debole centrale si spegne tra le braccia del portiere. Ancora una volta Lettieri protagonista sugli sviluppi di un corner. Il numero 10 del Marsala è bravo a saltare di testa, a impattare bene con il pallone, ma la sfera si spegne sul palo, ancora il palo che aveva negato in precedenza la rete a Lettieri e la difesa biancorossa si rifugia in corner. Infine da segnalare una rete annullata a Mangiaracina, Giardina cross per Genesio, bravo a inserirsi a fare la sponda di testa per Trifilò, conclusione respinta al portiere, tapin vincente di Mangiaracina, giudicato però irregolare dal direttore di gara che assegna una punizione all'oratorio San Ciro Giorgio per carica sul portiere. In pieno recupero, con il Marsala in avanti alla ricerca del pari, come spesso accade, in contropiede la formazione di mister Bennardo è andata vicinissima al raddoppio con Barbera, bravo nell'occasione Faraone a deviare la conclusione del numero 9 biancorosso. L'ultimo sussulto è azzurro con Mangiaracina che, servito da Giardina, cerca una difficilissima deviazione volante che si spegne tra le braccia del portiere.
Una sconfitta che lascia molto amaro in bocca non solo perché l'appuntamento con la Matematica Salvezza è rimandato, si spera di 7 giorni, ma perché, contrariamente alle 2 gare perse con Folgore e Sciacca, questa volta i giocatori di mister Brucculeri hanno reagito ed hanno cercato, soprattutto nella ripresa, la rete del pari.